secondo che mi dispiace, ma se ne pensa. Passa! Date da bere qua i setati. I setati muore stasera. E chi c'è che lo dice? Mi. Ah, beh, e ora basta, parole. Ma perché non me la bevo? Perché sono imbriaco? Ma si imbriachi che non si imbriachi. E per questo il venerito di bevere, finché che pare che piace parona, ragiono sì o no? No. No. Ma volendo un gotto di acqua a casa, un gotto di acqua me lo darei, ma... Ma l'acqua che è fontana da fuori. Ma piove parona. Se l'acqua ombrente, ti che pensa se sei rinfresca in lei. E dove si rompe la gloria la gente? Comandi? Calcio, bastoni, da ora e fuori da là. Ma se non che avevo denari, cosa vuoi che dai i bottoni dei braghi? E si intende per me 5 chiese che ne possono venire basso il 5 dei denari. No. Dica piuttosto che non lo regalare di bestie torsi qua. Adesso mi stai sul bottone, Non aveva detto... Lui mi dona, lui la seconda volta. E poi che a dire? ma non... Che spacchia! Manda fuori dai piedi, non so quando si capisce più niente. Che davi fastidio! Sicuro. E loro a me... E lui fa stume imbriachi, e mica sono manco imbriaco di quello che crede. A me fa stume i matacchi. Guarda, sa. Io la parola che loro dico, e noi beve. Ti vuoi far malufa? E me la faccio malufa. Sì, ma mi pavo. Voglio vedere che questa possa qua pagare. Franchi qua, che ieri franchi quei tanti doveri. Vegli fumare che mi verso mia porta. Mia porta. Allora avere ancora 4, 5, 5, 40. Altrimenti in mezzo te porto a Ramengo fino domani mattina e a porta a me mi verde a cappando. Ma le porte davanti di me, le severse e le sopposta. Arra. Arro. La vecchina, possa essere che non sei lì, insomma, dice tu. Ma meglio che seria vergognarsi invece che fare il culo. E se io così una gran roba essere vecchi. E dico che non è così tanto in questo mondo, che non corre via adesso tutte che ali che se dà che ci sia là. Corre allora. Italiani, professore. Raggio, professore Bettina. Va bene, che come ti diceva va commercio, ma sempre imbriaghi qua dentro, non si può più finire neanche la luna. Cosa vuole che passa? Io non posso pararlo fuori. Del resto fumera, non ha mai dato fastidio a nessuno. Non beve che come deve marcare il marchio. Un uomo che volle, un uomo qua dentro. Lo che sono io? Avevo detto un uomo, non un bambolo. È dove spade. Signora Bettina, bisogna decidersi e sposarlo. Sì. E come non è un caspita? Di nuovo, sotto anche stavolta. Grandissimo della passione. Ma se qui aveva... Ah, sì, signor. Non dubita. Signora Bettina? Bettina? Io tornavo Non ancora, no, come dottore no. ma la roba si può lavorare. Tutto pronto, c'è tutto pronto. E signor Checco? No, sa. Comanda lo solito vite? No, sempio. Non ci avrò mai così. Non so se no. Non importa. Facciamo con altro nome, non se vuole. E chi non ci avrò mai, via chi? Buona sta graspa, eh?
io sono nevoto Rodolfo. No? E parte stanotte con sta quetta che fa. Vabbè, e sarà abituato. E poi con una macchina come la sua. Che bella posizione ciò che si è fatto con nevoto, eh? Se lo merita, perché voi a lavorare finché te voi. E anche soddisfazione. Massa fastidi, massa Ma cosa? confusione. Ma anche soddisfazione. Sta attento che alla guardiera non si asciuga sulle braghe di gente. Me perdona, signor. Sul con. Non è che mi faccio l'ultimo giro, ma se lo sto fuori. No, ma devo partire. Parti col treno di 6:40? Sì. Oh, buondisio. Buongiorno. È pronta la roba? Sì, tutto a posto. Mettia là, sua macchina. Tutto a posto. E ora zio. Subito sì, alle 9 voglio essere a Padova, ciao. Signora Bettina, un caffè, grazie. Subito. Signori, buonasera. Buonasera. Sempre visite brevi, che abbandona qua sulla miseria. No, non vi dico che torna per fermarsi. Ah, sicuro, tornerò. Professor, come dottore conosce il professor Gaudenzi? Ah. Nuovo direttore della cattedra ambulante. Tanto piacere. Felicissimo. Professore, se deve andare a Treviso, il commendatore della macchina voda. Ah sì, Approfitta. infatti so solo. No, un amico a mia signora. E io? Cosa? No, dico. Ah, mi no, certo. No, ma può partire con sto tempo. Sai, donne come che sei, borsette, cappelliere, fagotti. Partiamo col treno, grazie. Ma volevo stare attenti al gioco, sì o no? Sì, sa che devo parlare. Ah sì, ciao. Che ti piace ancora, Ah, cosa ho avuto io con tutto quello che ho da fare. Mi dispiace invece di non aver potuto salutare zia Carlotta. Vai a te fare ti, Poi la notte se mi in Cesa non lo ho. E qui che non va in Cesa è difficile che veda tua mia. Sì, no, fare. Avevo scritto, avevo fatto un capolinea perché non le scrivo quasi mai a nessuno. Ma avevo scritto. Sì, ma te ho anche risposto però. Vuol dire che arrivasse sul serio stavolta. Ma davvero zio te che tieni così tanto? Che tengo? Tutte domande mie è una gran roba. E ragazzi, non sono ganco. E se che fosse da spendere anche a quello che occorre, anche 10.000 franchi. Io che sentiate, prima di tutto questi non sono discorsi da fare con me. E poi non mi pare neanche discorsi che vanno d'accordo con le tue idee. Perché mi soccaria, Dice un pochettino. Ma stavolta no. Ma che tu scommesso con fai tu? No, ma se ora che arriva sta croce dal cavaliere. Va bene, zio, provvederemo. Certo che bisognerà inventarsi qualche benemerenza, E sarà anche tante, ma io non ne conosco neanche una. Non ho fatto mai niente da mai. Fare del bene, zio, forse poi è peggio che fare del male. Insomma, te voi dite chiama cavaliere, Mi chiama sa, questa si chiama Lori, mi chiama sa. Lori? No, Lori qua, maniconi, in campagna, sì. Beh, se non ti si sta a dire io, a se chi ti chiama? Sono sta mia figlio, è da tanti anni che va avanti. Zio, anche a te, Nemo. Ho scritto anche una lettera una sera al coso, al fattore. Io mi ha fatto cavaliere, voglio essere rispettare, chiamato signor cavaliere. Guarda che c'è pericolo, E era no, ma ti capisci? Adesso voglio mandare via il fattore, ma che roba, non posso, venga che la lettera rimane. E sai o che non è vero? Ho paura del suo. Mi domando, cosa ti è stata in mente? In fondo a te, cosa te ne importa? Non mi ha mai importato niente di nessuno, perché questi 4 serpioni qua sono anche a massa, per chi schei, i gomi. E bisogna che si cava la parete, mi vede anche se ben che non sono cavaliere. Sì, ma adesso ti senti che ti manca la croce, Mi aspettaria anche a quella se Sì? non mi ci ha messo Checco. Checco? Vedi, Senti quello che resta a parlare quando che si dice Checco. E rido un cammino. Checco. Anche la guerra con l'Austria che l'aveva inventata per smenterarsi dell'imperatore Francesco VII. Becco. I soldati borghesi qui leggevano i gazettini, qui parlavano di politica, qui si chiama Masso, evviva, qui si chiama
lui bestemmiava, Checco becco! E ti? E lì duro, coi pugni sarà, pronto da zolongarghe una peao, darghe qualche stramuzon e lo podere. Servitor suo, Don Checco, servitor suo. Saper chi pensa e sentir chi dice senza dir niente. Vedere chi ride con gli occhi e dover dire, servo? E pensare che come abbiamo piantato e a benedetta donna le tue anni, dopo 2 anni di matrimonio, mi lo ringraziare il Signore. Sento forse che mi mangiare in 2 anni solamente di Sartora. E mi è scappato. E non l'ho saputo tutto. Ma a me, che non sono, che non si sa di niente da nessuno, perché quando ti le vedi trema, che bastone lo ha rotto solo 2 o 3 volte sulla schiena di queste due. Mi si a sentire che sta storia dei Checco non andava. Cosa devo fare? Se ti bastoni, ti ha sempre ragione loro. E loro dicono, Checco, signor Checco. Anche era un pochettino in pena, e rabbia. E lo dà una sperla un po'. E gli aveva 11 figlioli. E gli ha fatti il miele. Signor Checco. E ora devo pensare a scrivere una lettera e favore. Mi ha fatto cavaliere, pretendo dei miei dipendenti essere chiamato signor cavaliere. Mi pareva che tu sia capace con poche le pane. Ma purtroppo non resta niente da fare. Adesso ho visto questa storia scritta sul giornale. Vabbè, zio, provvederemo. E si poteva spendere quello che occorre, Ma bastaria queste poche parole per essere costretto a dargli in drio il diploma. Adesso non devo esagerare, ma un gotto sì. Ah, quello sì, bevevo in compagnia già. No, mia, sta ora qua non bevo. Signora Bettina, Sì? un gocco di quello, Va bene? pagami. A Maria Vergine piove. Piove vada. E finché se beveva hanno passato qua a luna, mi pareva che fosse meglio. Uno me ne beveva quasi mai. Sentivo quello che diceva gli altri. Ho detto un gocco. Ciò non paga lui. Vedrà che sarà il momento di pagare, se si sentirà male, buttarcelo anche questo. E non che vada che vuol sempre fare spiritoso, hanno votato, va su casa. Non sta mica egoista e portargliene do. E si permette, offromi. Io lo bevo. Mi porta, offromi lo stesso al commendatore. E speriamo che la prossima volta che viene si ferma con altri un pochetto. Grazie signora Bettina, tornerò. Ecco. Tornerò presto, sa? Tornerò presto. La mia roba è pronta? Ah, sì, signore. Ah, mia signora Bettina, non che vado, sa? Non che vado. E di barba, andiamo, non farmi quel muso, sa? Se dovesse oppure Sì. non domandargli a cosa quello che è capace di dire Va bene, Dio, non preoccupate. Signori, buonasera. Stai attento, non sui scatti adesso. Professore, sempre carte in mano, che c'è il vizio del paese. Bella compagnia, che fa suo signore? La mia signora va a spasso. Anche qua piove. Mi pare di sì. Spero, sì, perché si è 40, il treno mi pare che parta. Si è 40 precisi, professore. Deve vedere incontrare l'altro giorno la sua signora. Bella donna, elegante. E si adatterà, professore, a vivere in questo paese qua. Mi spero che non le farà danare e che troverà qualche distrazione. Qua deve che manca. Poi trovare un po' pulito. E io sempre carte in mano. Io sempre stato fortunato così a gioco. Di solito. Chissà perché. Perché sono umano, se è vero. Tacca. E perché non si sa. È il gioco, se gioco, il perché non si sa. Oh, ecco mia moglie. Ecco il perché. Oggi ho una scuria di un bar qui, a casa mi sono i salti addosso. Papà,
fatta, cara? Che sei tardi? Lo vuoi incontrare qua di fora? Pioveva. Mentre stai impermeabile. Mia Raisa, mi sono fatto portare da basso. E la tua, zia pronta? Vieni sora. Veramente non vuoi niente da fare tesoro? Te prego, vieni solo un momento. Grazie, Sao, della compagnia. E mi raccomando, quel che mi ha promesso. Non la dubita. Ciao, che giovane, sempre in gamba. Se rasonto pare essere contento di te. Assommi che non sono contento di tutti amici che me pare, tutta gente, col naso, massa e ongo. Ah, caspita. Col cane sei inferma, guai a toccarlo. Cosa? Discorsi da casatori, non si agita marito. Signora Bettina, no, panza, stappati. Signori. E il professore cerca casa. Cosa che fitti è il piano del sole di casa tua? Ti siedi solo, te cavalissi compagnia? Ma voglio dire che vada il professore come te lo penso. E allora perché in casa mia diventa un caffè Sant'Anna? Il mio marito che la signora canta e suona. Sei anche brava? Queste robe per me. A ti piace sentire cantare e poi anche in scarsea, E qui cagone, basta. Rasio e sul Carletto. Ecco, e due fettine di sorpresa. Mi pare già, fai 7. Ah, d'accordo. Arrivederci. Bene, bene. Magnilo qua. Para via. Si vede che non è dito che ha fatto. Si vede, no? Un giorno o altro, signora Bettina, bisogna anche dare da dormire. Qua, sporché se non se ne fa, Sao, si metta ben in testa. E se volessi venire a dormire non sarebbe farò. No, e gana a casa. E anche una cusina. Ma a mangiarsi un'altra roba. E come non sporchessi a mangiare l'uraia qua e a vedere il banco che tende il moco e tutta la gente che passa per la strada che vede dentro. Al mago mi dico che si è perso. Adesso ora ti sarà sugli scuri e buonanotte sonatore, no? Ma il vaga forse benedire in Non so, manca 20 minuti, sai. Lo so. Mi devo perché devo dare un appuntamento con mio collega. Ma la mia signora, sempre questi disturbi. Bisogna che la faccia vedere da un dottore. Fiorente? E la sarà buttata sul letto. La testa, eh? La testa, e a dire che si rispacca la testa. Di solito se dolori che dura poco, ma così finché dura in treno non si sente di venire. Cosa vuole fare? Vuol dire che partirà lui, Non è secca perché passarla da solo. Di solito se roba, sì insomma, se disturbi così, no. ma non possiamo fare. È inutile esatto. Vuol dire che se lavorava in conie e si farà fare compagnia da qualche lui. No. Che brasoie che ordinario. Sto cercando un barettino e già fabbrica stasera. Con da fuori a questo tempo, sta stagione. Che cosa che non va, professore? Dovrei portare questo pacco domani, alla Sartora, a Treviso, ma Non gli sta? non gli sta, non Ma gli sta. sì che gli sta, professore, sì. Ma no, non vede che non gli sta. Ma sì che gli sta, lo vede, là, un po' su me. Ecco. Piove anche. Dai, se non vuoi a stare, no. Se ride, no. Sì, cosa ti interessa a te? Ho detto se ride. Voglio ridere anche a me, Diana. E se non sei comoda a te. Ma sei una buona ragione perché ti ha fatti a te adesso. Il mio ormai ci andrà in prescrizione. Ma uno doveva partire anche per andare a Treviso perché aveva
sì, che avevo un appuntamento giusto domani mattina. Vacanze sau fino a Natale non vedete più. A Natale qua neve che viene in questi paesi, che si può stare allegri, muoversi in una parcella. Cosa dice lui? Cosa vuole Benedetto? E faccia quello che il cuore gli ispira? Cosa ha detto sua signora? Ah, sì, e mi ha ordinato di partire. E sa anche che tengo. Devo anche mandare a chiamare Momi perché mi viene a togliere qua a macchina. Beh, ora non si discute, professore, capita. Non si discute. Cattivo il sé. Esatto, io ho visto tante altre volte. Quando te capisce che puoi fare a qualche dolce, contento come la Pasqua. Ma Valentin del sole non che vai neanche per sogno. Bravo. Ora, signora Bettina, mi raccomando alla mia signora. Non dubita, professore, Se avesse bisogno di qualcosa. Qualsiasi roba. Di solito è a togliere una camomilla. Solamente lo so. Se volesse mangiare qualcosa. Sì, c'è sempre qualcosa. Stasera, per esempio, così dei brasoi. Credo che avete devorato. Che c'è qua la macchina? No, evite. Ma sei inutile che me vada cosita, io devo parlare col professore mi. Se che col professore, se qua mi va macchina. Lascia stare, ferma. Ma è sua vai? Se lo dico ferma, lascia stare. Te lo dico mi, e basta. Quindi c'è ancora tempo. Lui si chiama... Sì, Francesco, da tanti anni. Come chi? Come? Chi era il professore Dente super fatto di un po' disordinatamente? Un vestito di mia signora, bisogna che io porta domani a Sartora, a Treviso. Magari deseruto? Di sera? Sì, ma si scroppierà tutto o no? Andiamo... Insomma, ormai non no. importa. Questo vuol dire butta di scheglia, caspita. Magari anche qui. Sì, però così si bagnerà. Altro disastro. E ora io metto qua sotto, quando che smonto dalla stazione a Stea i 0 passi e Stasera gode. io non mi godo, adesso non voglio neanche perdere il treno, però. Non sarà preoccupato. Qua i treni arrivano sempre in ritardo. Una volta. Anche adesso. Tutto il paese sa così. E imparerà a conoscerlo. Anche i treni arrivano più tardi di voi e parte più presto dell'impresa come una stupidità. Giusta sempre. Maligna, rara, cattiva. Fai spiritosi, ma hai paura di farlo a muso scoperto. Io vado scondono, così che a volte spari. Ti dirà anche a Dio. Chissà cosa ti dirà anche a Dio. Vabbè, ma mia, se chi dica. No, professore, questo che uomo non si alza chi dica quello di voi. Chi ha anche poca fantasia, ho visto che teste piante, schicciate, che occhi inebetiti senza espressione. Qua si beve graspa da 2000 anni, fin dai tempi di Giulio Cesare, e questa è una ora. E si affeziona allo scherzetto e ripete sempre quello. Adesso si arriva qua lui, gli viene a sapere che si chiama Checo, E beh, che è una bella moglie. ma mia moglie è una donna seria, sa? Ah, mi non lo metto in dubbio, ma non importa. Io rise qua dalla mattina alla sera che giù a carte. E questo è come chi viene dentro, Checo. Lui va a scuola, intanto che lui è a scuola, sua moglie qua è a sua, sente che va, sente che viene su per pescare. Ma questo capita in tutti gli alberghi. Se sapesse quanta vie che mi tocca mangiare in questi piccoli alberghi del paese, dai 5 ai 7 della sera, vede tutta la malignità che si ingruma, capisci? Finché uno sta a casa sua e si sa su, buonanotte. Cosa vuole che faccia? E cerco casa da un mese e non trovo? Se può trovare. E dove? Da me. Ma mi aveva detto che no. Non stai a parlare che quello che dici gli altri. O si tratta di roba mia, se parla con me. Cioè, ma chissà che affitto, e a sempre a casa? Non stai a preoccuparsi, se
se poi mettersi d'accordo anche per quello. E se tieni la Isa pronta e puoi portarla da me anche stasera se vuoi. Cioè, io mi dà una gran consolazione, perché qua non dico chi mi pea, ma baccan sempre, e poi tutti i miei libri dentro il baule senza neanche poterli tirare fuori. Chissà che contenta che sarà mia moglie, non la vedeva ora. E vaga a dirglielo, e gli dica anche che non parte più stasera. No. Non parte più stasera. Stasera ritorna qua a giocare, sente che va, sente che viene, gli domanda la parola, dove è il signor Checco? E si comincia a fargli gusto alla storia del Checco, dico mi, che prima che ella finisse, e non si può fargli niente sa. Cioè, ma cosa hai di così tremendo? Aghi da pomo qua Ponta Venosa, lui tiene sempre sconti qua, è mai va e gliene troverà addosso a tutti. Era ancora sui tinei, dove che a parola di casa, dove che si faccia a curare di solito, dove che a parola di casa che appunta i suoi bravi berletti sui posi dei calori. E tutti i toi si sconde che fa un sorrisetto, pare che sia amici di tutti e si arma come i briganti. Al primo che volta è spae, secte! Cosa importa essere vigliacchi quando si ha la possibilità di fare che mai a qualche uno o di ridere che sola per mezza giornata. Ma se uno si chiama Checco, capisce? Anche i vigliacchi si diventa leoni. E gli spuncia il naso, Checco! Quindi dopo tanti anni già lo diventa un Checco quasi in pensione. Un Checco qua rima a furia di dai e dai. Ma adesso si capita qua a svegliare i ricordi, a darghe morbina alla musica. Lui lo sa che dovremo bestemmiare il nostro padre che gli pensa il nome del nonno il giorno del battesimo. È il bisnonno del nonno che non la proibì al nonno di sposarsi. È il nonno del bisnonno che non si andà a farsi frate. Tutti i morti, tutti i vivi, tutti i checchi che nasce, tutti i checchi che si sposa, perché questa storia diventa sempre più pericolosa e sempre più importante per fare in giro tutti quanti i checchi. Professore, anche a me credeva che fosse facile. Ma invece è vaga a dirglielo e che dica anche che non parte più, è vaga pure. E a dirgli a Momi che il professore non parte più e poi tornare rimessa qua su Cariola. E la Isa? E se assa dove chiede. Mi la devo ringraziare, se è vero quel che mi ha detto mio marito, se sapesse che gioia che mi dà. L'ho visto a sua casa fuori passando. Sei al secondo piano? Sì, sono da lì. Come stai, signora? Ah, meglio, grazie. Si mi permette che faccio un fiale compagnia in Dimagna. Pago un momento in cucina perché lui di solito trovo veramente ovi. Hai un brodo che faria bene? Oh, per esempio, che muso! Ma poi mi è sempre dare come che so, che adesso vivo il professore allegro. Cosa che importa? E si occupa dei suoi... Corni. E appunto dei miei corni, caro mio, che mi stavo occupando. Lo so. Non è mica roba che si mangia questa. Questa è psicologia.
anche se. Potresti anche domandarmelo, io già cerco, Che cosa vorlo che sappia mia? Li cerca ancora? Ma ti secchi che vedo poco, se non dico non mi trovo. E vorlo che li trova a me? Siamo nervosetti un po', Può darsi. Se per caso tu sei in cammino? Cosa? Nervoso io? Che pare che si può andare d'accordo? No, anzi. E ora che consiglio di calmarsi e di non seccarmi anche a lui a gloria come st'altri. Tra l'altro ve ne discorreremo, cara. Il mio vestito stamattina. Già ero sporco? Sì, niente male. Ma voglio vedere quanto che dura. Può darsi che un giorno o l'altro non le trova più. Mi dico che si trova tutto a sto mondo. Vorlo che solamente i macce sia eterne. Anche a lui era una bella maccia, una volta. Adesso si diventa un spiegasso. E domani andrà a farsi benedire se Dio vuole, anche a lui. Dico, sono una sfrotta. Ma vedremo bene che non la farsi benedire prima. Quindi, se saluta, no, dico, se saluta sopra. Denario, un affare che non mi comoda. Io? Sì. E non ti comoda? Ti ho detto, non stiamo a scommerciare questi discorsi. Oh, ciao, Non dici io? se tu stai in piazza. Sì, Sì. Ecco, questo è Castaldo. Sì, ma non sei ancora ben qua. Se saluta, Infatti che hai detto che salire più qua è 11. se saluta, Sarà ancora. servitor suo. Buon dì, sito contento. Oh, mi stavo parlando con lui. Adesso te che parla a me, mi lo andare via subito. No, sì, ero caro che senti cattivo. Bisogna un affare che non mi comoda. Mi ha detto che lui è fiore. E se metti in affari Jacopo Bortolo Santini per via dei gaete. Bene? E ora? A me non mi comoda, vabbè. Figliolo mio, te si manca. Senti papà, proprio adesso ho detto ficcare le nani a fare degli altri. No, affari miei. Andiamo a fare il piacere. Affari miei! Oh, siamo qua tutti e tre per far ridere. Bortolo Santini è uno di quei. So mi si di quei che se. Mi se 10 anni che non metto più piedi a fare quando incontrarmi con lui. Beh, e ora con questo? Posso mettermi fra i piedi adesso? Bortolo Santini, sei un uomo che in affari va tanto oro quanto Sei capello. un pagliasso, sei una lingua, sei un imbriaco, comincia a dire, sono mica, faccio tutto, quello che mi e te mangia tutto, e dopo è veri darsi un uso. Prima di tutto noi altri non abbiamo musica da far stare allegra la gente. Dice discorsi qui, mi non capisco, sta qua a parlare. Ma con Giovanni, E chi sono io? È il paronso! Ma dove ritira fuori di scherzo? Perché Bortolo Santino vai anche a camicia, schemi, e mi non voglio. Allora, stavolta va, se non fai quello che dico mi, avverso la finestra, non metto sigari come un matto, non voglio, va bene? Io sempre trasista, ho sempre a fare, ma adesso a me cavo il gusto di dire a mia, sei un po', sei un ladro, e sei una spia, e mi a dover aiutarlo a fare i suoi interessi. Aiuti, Lu, tuo fiolo. No. mi so in baio, mi so in baio. Lui, quel giuro che sta davanti a tutti, lo voglio, va bene? Ma ti si sempre sta a rovinare la famiglia. E gara, insomma, mamma, non è che rovina tutti e te continui. E te volessi continuare. Ma guarda che io non so più un puteo, sai. Vabbè, ma sono mio, sono manco di Dio, ora. E ora dammi a me parte che te vieni ancora queste storie da imbriaco. Parte. Ah, sì, perché te volessi solamente ridicolo spartire qua famiglia. No, caro, spartimo tutto. Perché questo disonorarte e disonorarne. E costa i badori, caro mio. E adesso, paga. Guarda che non si neanche tanto spiritoso. Hai detto questa? Cosa? Sta bene. Mi dovrei stare così tutta la vita come un macaco che non puoi neanche parlare. Buondì, mamma. Ho ricevuto una lettera da Bortolo Santini. Ah, sì, te l'ho scritto? Sì. Cosa fai qui? La rompi tutto, sempre. Sì, non usi. Fitte si annosa. Senti mamma, ho bisogno di vedere che c'ha il suo affare da Bortolo Santini. Mi pare che picciarlo così. No, è il papà qua, c'è un'altra opinione. Lui? E usa di un'altra opinione? Sai, con Bortolo Santini c'è tanti anni che non si parliamo. E per colpa di chi? Non mi pare che colpa sia mia. Ah no? Mio figlio qua ha deciso di mettersi a fare qualcosa. Ringraziamo il Signore.
A Gide ancora non può permettersi che vivere da rendita quei che sei in prigione e quei che meritaria di indarghe tutto bene con molto di santini e parida di merli. Me fradeo qua che di affari si intende. E che le fa il piacere di tendervi anche i nostri perché non vagano un cae onore a Remengo, come che si sa andare a Roma, di a famiglia. Me fradeo qua non che cavaria mai consigliare a Pieretto una cattiva speculazione. Non sto perdere tempo a parlare con questo Silvio. Sa che sono passa male, non che badare, non che badare. E Gastaldo, che avevi da venire a parlare perché è questione di agua? Sì, e che aveva detto che veniva qua, venite. Se mai io vai in piazza, a sta ora ti ho capito. Ah, vabbè, vado e torno. Sì, sì, e ricordarsi che se mangia un voto. Ah, vabbè. Fare un sing, che sei il sartore? Ah, bene. Te guardi il paio, no? Sì, ho un poco più leggero. Bene, bene. Va pure, adesso vengo a vedere se te ne vai in casa. Sì, sì, caro, sì. Cavaliere, bisogna capire un paio nuovo. Dovete fare l'elegantone adesso, sì? Non te ne basta due? No, uno prego, uno che no. Do, quello blu e quello verde. Credo che non mi ricorda. A proposito, che fine che aveva fatto quello blu? E se diventa verde, mangia sempre il quello. Appena tolto si ne stanca d'inverno. Adesso fuori a non pararlo se da me lo sta io. Neanche i inverni non si puoi di una volta. Non se vorrà darti. Ecco, speriamo, sì. Gigia, non ti prepari a ora? Sì, adesso signora, ma che sei uno che domanda Deu? Deu? Sì, uno che dice che sei De Vittorio, amico suo. Amico tuo? Con Conati e il megadito. Con Conati? Senane, sì, fa passare un momento. Chi un amico. De qua, non ho mai sentito nominare. Sì. De quei de a ora? Se ieri a scuola insieme, dopo... Cosa fai? Non so. Come sei? Brutto solo. Brutto o abbrutio? Non capisco. Se capimono altri, non è vero? Compagni de orge, ah? Falla venire avanti, che lo veda. Ehi, 2 minuti, E dopo se vuoi ritrovarvi di più, perché te li fuori. Sì, sì, sì. Non scaldate tanto. Prego, sei comoda. Giacomo! Caro da Dio! Assa che te veda! Ah, identico! E a tua signora? Servo? Ah, che me a casa c'ho, me ricordo, sa, 30 anni fa, e ti piavo sempre qua dentro, col tuo solito tran tran, senza più emozione. No, che ne se sta di emozione. Ancora. E capita finché se giovani, con se vecchi, se che chiama spaventi. Peso se che chiama. Ah sì, capisci, 7 anni fa. Una maledetta scossa del limonso e sky, un sbrisson, grande così era, eppure mi tocca sopperar per tutto il resto della mia vita. Come tu se no, sino vite, qui di Vittorio, che mi adesso ti sa, stavo a Vittorio Veneto, e dice che se sta per via di una scorsetta, sì, perché mi, insomma, o bevo, mi piace metterla sul punz. Se vede. No, questo non entra. Questo che capita a chi che tiene a testa bassa, e se l'afflusso del sangue, no? E se l'afflusso del sangue, e a guarda i preti. Lascia stare i preti. Come che a voi? Mino che faccio del male a nessuno, che bevo del mio e mi permette, Ciao Giacomo, ti che ti sei pratico qua nel paese, a voi gira tutta stamattina. Dove sei che se può dare a far marenda, dal momento che ti sei qua, fermati qua con gli altri. No. Ricordi? Mi dispiace, sai, poco avevo gente di riguardo a mangiare. Io so bene che si da mangiare, da parlare di affari qua noi, Signora, non si passa il sangue cattivo, mia mai me stesso. Guardate che per fradeo non dobbiamo aspettare, sbrigarsi qua, sto qua. Buongiorno. Servo. Sono sbricianca a me.
qui a me pare una scorsa di anguria. Diciamo per conto mio questa volta è una storia. Mi pare di sapere che ne è qualcosa, Dai, ma parliamo di te. Quanti anni sei passato? Quanti anni? Tanti anni. Ma cosa hai fatto in Ma questi cosa ho anni? saputo, mi sono mangiato il mio, adesso sono impiegato, scrivo, mi arrangio insomma. E quando che sarà a me ora Giacomo mi porterà via senza darmi disturbo a nessuno. C'era tanto che volevo venire qua, sono venuto qua per affari, no? Mi sono ricordato. E mi ti sento quante volte. Non ti sai che stavo a Vittorio. Ah sì, e sono anche passato 3-4 anni fa. Cioè, mica domandavo su neanche a mia quanti, ma nessuno ti conosceva. Per forza te aveva detto il mio nome. Che non mi avevo detto che dicessi? A Vittorio mi conosce tutti i parbeisari. Paesari? Sì, è una storia antica. Ah, che sei una storia? Che è una storia. No, c'è stato un professore di ginnasio che mi chiama così. Paisario. E c'è stato un re. È il primo re dei Goti. Sì, ma gli esagera sempre, su sti paesi qua, qui pogli esagera sempre. Guarda, se sei così, ma adesso ti faccio ensaiare un dio sul mio. Ah, sì, ciao. Sì, già, sì, direi che no. Te mi porti una delle bottiglie che si sono a canavetta, qui in cartone, qui col cartino rosso. A chi? A me e dopo ti. A me quelle bottiglie là che diseu. Se non ordini da signora, dal cavaliere o dal paronsin, noi tocco. È una domanda che la signora. Ah, mi no, lo vado. E cosa andare? Mi? Sì, sei che comoda. Sì, sì. Un giorno altro licenzio che... Vieni qua, caro, che qui te licenzia ti. Piuttosto fulminante, ho detto. Sì, io non fumo più, ma dovrei essermi. Mi potrò fumare, no? E pipa non sa brutto, infatti. Io c'ho il paron Giulio. E seria mio cugnato, è il fratello di mia moglie. Lo conosco. Una volta mi pareva che poteva morire di fame come faceva comodo, E adesso... E pensare già, che quando fuori piove mi do il ginocchio e io stesso mi tocca andare in ufficio, te mi venivi in mente te e diceva, quello se ne stracciava, quello fa i fatti sui, quello ha i bessi e non che comanda nessuno. Una volta a me pareva che ti piaceva comandare poi eri in scuola, no? E adesso a te cacce 2 anni, come sei stato? Cosa sta? Come partì? Un rabaltone, un rabaltone proprio. Ah, sì, Gio. Una magnosa femmina. È amorosa. Ma che? Sta tanti anni fa. 10 anni fa. Che era il comunale a stagione di opera qua Gioconda e quei ballerini. La danza delle ore, Gio. Se mia moglie era a Venezia, a bagni, quel piccolo. Mi sono sempre stato un uomo prudente perché qui a Tiaghi Vista non c'è mica una che ammette scherzi, e poi insomma ti ho sti paesetti piccoli, sempre lì, pronti a giaculare. Una sera tornavo a casa a mezzanotte. Soeto. Ma sì, ero stato a cenare da me compare Giuliano. Giuliano, io ricordo. Se aveva richiesto, se aveva bevuto. E trovo nel viale che tornava dalla stazione uno dei che ballerini. E amoretta che viene fuori alla prima quadriglia, quando che sei in orchestra, che l'aria, ti sai che fa? Le ore della mattina, E ti tegavano e detto, signorina, questa non è l'ora di andare in girondone da sola, si ritiri qua, magari qua con me. E come nacqua? Qua? Non ti ho detto che non c'era nessuno, c'era via tutti. E ora ragione, Chi è chi? come ti? Tua moglie? Ma scarsito, è il tetto domestico profanato, c'è anche il codice che pensa che... Ma che profanando, Lo dico neanche 10 anni fa. No. Veniamo dentro del scopione. Pian pianino, che ne beviamo un po'. Quello sì 10 anni fa, Perché sei a mi dice 2 o 3 robette graziose. Oh, carino questo, carino quello, questo nino strano, questo pizzo superbo, che ora sei anche a me. Anche a me che l'ho detto 2 o 3, anche a lei c'ha il titolo. Anche lei ci deve avere il piso. Ah, bravitore! Un momento. Un sigo.
E si era baita sul divano e comincia a morsegarsi di essere da verde, poi rossa, poi bianca, come una bissa si tosseva. Ai, male, male. E io non sapevo cosa fare, male da morire qua. Mal de panza. Peso. Per me, che davo un bicchiere di cognac, niente. Che scaldo una camomilla, niente. E gli dico, Memo signorina, prova a alzarsi e pataponfate. E mi dice, vigliaco. E poi comincia tutto a ragionare, poi sono venuta dura come un paio. Il dottore era mio amico, sì. Credevo che fosse mio amico. Mi corre a chiamarlo e dice, peritonite, Maria fulminante. Da muoverla non se ne parla neanche. Ospedale, sì, dormiva tutti in ospedale. Che notte, nane, che notte, per carità. Per fortuna va che la mattina erano via, ma intanto figurate il paese, tutto il paese. Mi stavo 3 giorni sarà in casa. Torna mia moglie da Venezia. Spiegazioni. Mi manda a chiamare il fratello. E gli dico, vabbè, separazione. Io invece cambio idea. Non sapevo più dove guardare, non avevo più il coraggio di guardare in faccia a nessuno. Non mi restava che tasere e sa fare. Mi dicevo, sei un gatto, a questo mondo è tempo, ma sì, sempre fare il tempo. Dopo un po' di anni di buona condotta si smenterà e mi perdonerà. Mi contasce sto, vuoi sa fare, non più fumare, non so più da fuori la sera. Alle 9 vado in letto, dico sempre del sito di scheghi, coi guardate, non ho più niente per mi fare come che sono ridotto. Sono passati 10 anni. Anzi, se qualche volta adesso a cresta mi fulmina con un'occhiata, ma sono stufo, anche come fiore, non ho più autorità e fa tutto quello che è comoda e se che dico qualcosa e ride. E se ricordi dove sa che storia lì? Che molto che non sa, perché ne parla ancora il paese. Ciao, e si è morta. Chi se? Eri in Italia prima che. Non lo so, ma sera dopo a Gabaià. Sì, a Gabaià, e tutti che si gava dallo John, signorina, che dol, signorina, che sia passata. E di qua, Di qua sarà su. Condannata a morire sotto il peso di sta vergogna, Maria proprio da nuova. Ciao, il sistema se quello buono. E cosa dovevo fare? Scappare da casa? Cosa che dovevi fare? Stare qua e continuare. Quei baerine. Quei baerine, quel sortore, quelle domestiche, quelle donne, con tutte le donne che ti capitava tra i piedi. E ora solamente si aggravaria da smentegare. Così, caro mio, non si è da smentega più. Ti si sta lì a farla diventare importante sta storia qua, rinunciando ad andare fuori di casa, a bere, a fumare, a mistrare i tobessi, a cantare gli amici. Ti, caro mio, ti si sbrisanca, ti su una scorsetta. Sono spuaggio ti si sbrisanca. E adesso per far vedere che non ti cascarei mai più, ti si resta a sentare per terra. Cosa aspetti tu? Che ti tira sull'ori? Macaco! Senti, ti piaceria tornare quello che te ieri prima? Magari, scherzi. E sistemo questa storia qua, in 10 minuti mi pare di non essere entrato tutto il mio individuo nelle simpatie della tua signora. Quando che ti hai detto che ti sia amico mio? Beh no, ti mando qua una letterina, immagino, che le lettere le sarà, e prima di te. Prima del mio cugnato. Mio cugnato è quello che è. Beh no. Lascia fare a me, ti assistiamo a questa storia qua. Ecco, ti sarà da nuovo paron qua dentro ti e mi inviterei qua a cena. Tanto vuoi da tornare presto, vuoi affari per tornare. E vedremo come chiama. E sta lettera? E la lettera che daremo qua a domestica. Non è domestica, da quando chi si diventai salvati se che chiama domestici. Bel topo, Che dritto fatto strada se il poi, e a stare a gente. E ora siamo intesi, Salvo! E senta, se cade a far venire ancora dei scoarsi qua in casa e se toglie un'altra donna per scoare dopo, perché mica ho altro da fare. Te pare un brutto uomo? Non sei un uomo. Cosa sei? Un amico suo sei. Ma perché non sei amici, non sei uomini miei amici. Mi dico che dovrai anche smentegarsi d'esserlo stato. Come? Lui me fa ridere. E lui manca che se fermasse qua a disnare con altri.
Ma non la gagna ancora a capire che qua dentro l'uno conta niente? Proprio niente? Eh? No, Ma se sono un cazzo anche manca mi contaria che cosa? Cosa vero? Se sarà baltasse, se spaccasse 3 volte, non supiera un vero, se sarà baltasse tutto qua dentro, si capiria che è il vero paron. È solo il paron, l'unico paron somì, non è vero? Ciao! Cosa succede? Ho voluto me. Sì? Benissimo. Anche i maiani che te metti fare adesso? Che come bu? Non te ne avere mica sa fare al bimbi? No, signora. Guarda, e poi bei anche. E hasta che li toga su chi togli, è roba sua. Mia di me. Anche se finalmente qualcosa di mio sono staccato. Gara son beisario. No, cosa te salta? Ah, niente. Taglio che ho porta di acqua. No, tengo. Lo conservo. Benissimo, va pure. Te avverto che amici di una volta, viziose porcarie di quei tempi, mi qua dentro non ve ne voglio vedere altri. Siamo intesi? Obbedisco. Inutile che te simioti Garibaldi. Il naso da canca, il naso da imbriaghea, al d'averti in semenio e a testa. Quanto stai qua? Ah, lui può fermarsi in paese quanto che è comoda. Ah, benissimo. Finché non so che non sei da via adeguati, tu non ti metti il muso fuori da casa. Mi ho fame. Finché non torna me fradeo, non si mangia. E se per caso il paronsin Giulio... Me fradeo è fora per i nostri interessi, non per divertimento. Bell'uomo d'affari paragio. Un uomo di affari che non ha ombre sul suo passato. Un uomo che tu ti stima e col quale tutti se ti è in bonde poter trattare. Un uomo che non ha niente mai a testa, che non si è mai fatto dire di Rio, che non si è mai fatto ridere di Rio. Questo se me fradeo. E se non che fosse io, qua si sarebbe andata a tutti, ma ora non si cavaria neanche più niente da mangiare. Ah, questo non so. So che mi cavaria un palto nuovo. Oh, se magna. E così? Ah, non puoi far caldegna. E ora si aspetta. Aspetta un camino, aspetta anche io. Ma finché aspetta tu. Mia, vuoi essere rispettato, proprio. E te pare che sia passi? Dico! Ma fammi piacere. Rito, ti pare che sia bello, sì? E lo so. E di chi sei la colpa? Come hai avuto che farsi a dire che rispetta tuo pare? Si ton pare ti? So reso. Banal teto domestico, cosa credito che tutti non sappia? Credito che in paese mica ne parla ancora? Certe cose, caro, non se ne smentega e resta. Morire bisogna. Non basta. Ma orsica. Ti porta una lettera. Chi? E sei puntoso. Ma e sei indirizzare un... Benissimo. State per scrivere le lettere da osteria dei incassatori adesso, ah? Non so niente. Aspetta, e ti va via. Aspetta. Godito, aspetta. Questo che da essere che è il bel amico, che è amico del prima. E non che neanche ad essere la prima volta che viene qua, eh? Qua in paese e qua dentro. Qua in paese. E sei anche al corrente di tutti i tuoi affari, vedo. Dico affari? Sì. Parla via proprio di sì. Lesi qua? No. Lesi qua avanti, non ci staremo in conti, lesi, eh? No, che non leso. No, leso mi. Ho messo a posto quella cambiale. Ho parlato per il rinnovo dell'altra, visto che per ora non ve ne sei, cambiai. Ho portato i soldi alla B. Chi sei a B? Sarà a banca. La quale per ora non minaccia più di fare scandali e di andare a tirare i capelli alla N. Chi sei la N? Non lo so. Stai attento con la N perché non ha ancora l'età prescritta dal codice. Il codice prescrive l'età delle donne. Non lo so. E potresti avere delle noie serie in quanto poi a quel vecchio debito. Giacomo mi gira tutto, per carità. Giacomo, cosa che tu fa?
Va via! Vieni qua! Voglio sapere tutto, ecco, capito? Avanti, parla, voglio sapere tutto. Ci hanno scritto tutto là. Qua non c'è scritto niente. E ora per cosa te ne mai? Qua non c'è che dei indicazioni, mi voglio sapere tutto. Guarda Giacomo, guarda, so calma, so forte. Sa so viva vuol dire che so forte. Parla Giacomo, parla, avanti, dimmi tutto, cosa sei ste donne? Non lo so. Non scherzare. Non scherzo. Cosa sei ste cambiai Giacomo? Non lo so. Giacomo, te devi imparare a scondere, non è vero? Che a volta che te hai fatto marron tutto il paese, o sapesto, e adesso te che imparare a fare le robe del scondon. Niente osteria, niente caffè, niente fumo, gran economia de bessi, tutto nei man de me fradeo, ipocrisia! E intanto squissi de qua e de là, e minorenni, e il codice, e a preson! Forse domani il fallimento e il sequestro di tutto quello che avevo, facendo finta di voler sparagnare, non darsi neanche il paito! No, il paito non lo volevo questo. Paito vecchio, neanche avvissi vecchi, e antiche abitudini, Giacomo, non è vero? Avanti, parla, dimmi tutto Giacomo. No. Giacomo! Neanche se te me copi, no! Sì, adesso. Tutto là su, e non che vuole. Giacomo, te me fai morire. Quanti debiti che ti ho fatto? Non lo so. Sono rovinati, Giacomo. Sti muri, ste careghe, sti gotti. Mise. Come i tocchi del piatto che ho rotto. Come questo. Giacomo, te che hai ragione. Ma si mi sequestra, te che firma devi cambiare, io dice qua il tuo amico, quante Giacomo? Svariate. A Simonetto mangia, ma tuo fiolo, e a casa, e a roba, tutto se detto, ma è onore Giacomo! Questo t'hai da dire, tutto se ne me manca. E ora bisogna sarne stare, bisogna sarne stare, non bisogna darmi nessuna spinta se non muoio tutto. Giacomo! Muoio tutto! Giacomo, te sei tremendo, ma te me direi un giorno, non è vero? Un giorno bisogna che prima parla con quel mio amico. Quando? Ma devo chiamare voi a tornare qua? No, anzi, se mai io ti sono neanche. Gigia, chiamami Fiolo e porta in toa. Ma il cavaliere? Ma qua è un cavaliere, se dice porta in toa, sicuro?